Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, edizione del nostro videogiornale. Non ci sono alterazioni nei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari a Trieste, dunque nessuna attività speculativa. Lo stabilito l'indagine affidata dalla Procura della Repubblica ai Carabinieri del Comando di Trieste per verificare, nel periodo di emergenza da coronavirus, eventuali comportamenti irregolari da parte di commercianti. I militari hanno compiuto ispezioni acquisendo anche documentazione pertinente all'oggetto degli accertamenti in vari supermercati della città, tra quelli facenti parte delle catene della grande distribuzione e anche realtà commerciali più piccole, riscontrando che non ci sono state variazioni nei prezzi tra i listini in vigore prima dell'emergenza e quelli attuali. Le forze dell'ordine hanno effettuato nella giornata di ieri 3.984 controlli sulla mobilità delle persone in Friuli Venezia Giulia e di queste ne hanno sanzionate 146, denunciandone una per il reato di falso e 9 per gli altri reati. Sono stati inoltre controllati 1.376 esercizi commerciali e 3 titolari di queste attività sono stati sanzionati. È il bilancio quotidiano diffuso nella giornata odierna dalla Prefettura di Trieste. I carabinieri del NAS di Udine hanno eseguito, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della locale ASL, un'ordinanza di sospensione dell'autorizzazione di una struttura per anziani e l'immediata evacuazione di 21 posti alloggiati, tutti positivi al Covid-19. Gli anziani sono stati tutti ricoverati in strutture sanitarie idonee per la cura dell'epidemia. La sospensione è stata disposta poiché, a seguito delle verifiche effettuate, sono emerse gravi carenze organizzative nella gestione della struttura. Sono 67.911 le richieste per l'erogazione del bonus da 600 euro giunte nei giorni scorsi all'INPS del Friuli Venezia Giulia. Di queste, informa una nota dell'Istituto di Previdenza, 43.719 sono state messe in pagamento da oggi, ovvero il 64,3% delle domande pervenute. Per oltre 9.000 domande, pari al 13,4% del totale, fa sapere l'INPS, in corso la verifica istruttoria per l'accertamento dell'IBAN. Nel dettaglio, a Gorizia sono state presentate 7.092 richieste di bonus, di cui già 4.479 messe in pagamento. A Pordenone le domande sono state 17.611, di cui 11.681 già liquidate. A Trieste il dato di 9.648 pervenute e 6.199 in pagamento. Infine, 33.640 le istanze presentate in provincia di Udine, di cui già liquidate 21.360. Autovie Venete riorganizza i lavori di manutenzione sulla rete autostradale. Il traffico ridotto agevola una serie di interventi, soprattutto di asfaltatura, indispensabili per mantenere in perfette condizioni il manto stradale. Dalla giornata di ieri sono iniziati gli interventi di manutenzione dell'asfalto sul tratto Fontana Fredda-Porcia in direzione Conegliano. Le attività, che insisteranno fino alle 24 di oggi, hanno richiesto l'attivazione di uno scambio di careggiata per circa 5,5 km in direzione Conegliano, con conseguente deviazione del traffico in doppio senso di marcia su quella opposta. In A4, nel tratto San Stino-Cessalto in direzione Venezia, dalle 23 di venerdì prossimo alle 4 di lunedì 20 aprile, i lavori sono stati pianificati in 2 fasi. La prima richiederà la chiusura del tratto per circa 3 km e l'istituzione di un doppio senso di marcia sulla careggiata nella direzione Trieste. Alla riapertura, prevista entro domenica 19 aprile, verrà attivata la seconda fase, che interesserà la porzione di asfalto sottostante le barriere di sicurezza, i cosiddetti New Jersey, che separano le 2 careggiate. In questo caso saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, fino al completamento dei lavori previsto entro le 4 di lunedì 20 aprile. E con questa notizia è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione verso la mezzanotte. Grazie ancora, alla prossima!